Il Saluzzo è la squadra del momento nel girone A della Serie D, Bra a parte ovviamente. I marchionali hanno messo sotto scacco nell'ordine Varese, Livorno e Borgaro e contro la Sanremese cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato. 3 sono i turni di imbattibilità dei matuziani, ma con 2 pareggi e una sola vittoria nella serie. L'incursione di Conè e il salvataggio praticamente sulla linea di un difensore sanremese a Maffi battute sono una chiara dichiarazione di intenti. Risposta ospite con questa girata su azione da corner che Fiorenza non ha problemi a controllare. Tutto qui. Il primo tempo nelle immagini di Nico Cosentino è la ripresa, la frazione più interessante. Infatti la prima azione è il rigore con cui i padroni di casa passano in vantaggio, contatto o presunto tale tra Allasina e Gulli. Il direttore di gara Mariani di Livorno ci pensa un po', poi assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Castiniera, chirurgico, il mancino del numero 9, che realizza il vantaggio che dura pochissimo perché praticamente la prima reazione, un calcio di punizione sfondato in aria da un giocatore ligure, viene deviato nella propria porta da Gabriele Carli. Autorete rocambolesca del numero 5, 1-1 nel finale. Seconda protesta sanremese dal rigore assegnato a quello non dato, presunto tocco di mano, ma si continua a giocare. Termina così al Damiano, quarto risultato utile per entrambe le formazioni. Sanremese pronta a ricevere la Lavagnese.